Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, alle principali notizie di questa edizione. Il maltempo non molla la presa, è allerta rossa in Sicilia orientale, domani scuole chiuse in decine di comuni. A Catania in via Acquicella case allagate, auto sommerse dall'acqua, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. È attesa per mercoledì l'autopsia di Larimar, la quindicenne trovata senza vita a Piazza Armerina dopo una lite a scuola. Il legale della famiglia evidenzia alcune lacune nelle ore e nei giorni precedenti. Lotta alla criminalità organizzata, alla violenza domestica, ma anche il tema dell'immigrazione tra le priorità del nuovo procuratore Francesco Curcio di Catania, che subentra a Carmelo Zuccaro. Trattenimento dei migranti, il Tribunale di Roma decide di non decidere e chiama in causa la Corte europea. A Caltanissette scontro tra maggioranza e opposizione sulla crisi idrica. E poi il calcio, crisi aperta in casa Catania dopo la sconfitta di Crotone, 3 punti raccolti nelle ultime 5 partite. Bene le altre siciliane, il Messina batte il Giuliano e torna alla vittoria. Il Trapani si gode il successo ottenuto con la Cavese. Bentrovati dunque, situazione di emergenza a Catania a causa delle piogge. Nel quartiere di Acquicella Porto l'acqua ha superato il livello delle portiere d'entrata nelle case. Esonda il torrente, decine di interventi dei vigili del fuoco. Domani scuole chiuse. Orazio Longo. Questa è la situazione di via Acquicella Porto a Catania. L'acqua ha raggiunto le portiere delle autovetture, ma non solo. I pianterreni sono allagati. Il maltempo continua a flagellare soprattutto la Sicilia orientale per l'allerta rossa proclamata dalla Protezione Civile. Un'emergenza che ha portato a chiudere le scuole a Catania, a Messina, ad Agrigento e in decine di altri comuni. L'ANAS raccomanda prudenza nelle autostrade A20 e A18. Situazione critica a Ginostra con strade ricoperte di fango e detriti, così come a Stromboli. Allagamenti a Giarre, Mascari, a Cireale, Mister Bianco, a Catania, a San Giovanni Licuti, residenti impossibilitati a rientrare a casa per l'acqua alta. In questo video la squadra dei sommozzatori fornisce in via Salvatore Quasimodo assistenza ai tecnici della rete gas per chiudere un condotto rimasto sommerso. Alcuni guasti alla rete elettrica hanno lasciato al buio lunghi tratti della circonvallazione. I sindaci dei comuni interessati dall'allerta rossa raccomandano di evitare gli spostamenti. Un temporale si è abbattuto nel pomeriggio a Termini Imerese, a Palermo. Le strade sono state trasformate in torrenti. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare alcuni automobilisti bloccati dentro le loro auto. L'acqua ha ricoperto le strade fino all'altezza dei marciapiedi. E cambiamo argomento, la morte di Larimar, la quindicenne trovata senza vita a Piazza Armerina dopo una lite a scuola. Mercoledì sarà eseguita l'autopsia. Il legale della famiglia evidenzia alcune lacune nelle ore e nei giorni precedenti, ma chiede di rispettare la privacy di una famiglia distrutta dal dolore. Lorena Dolci. Una foto scattata a una festa pochi giorni prima di morire. Eccola Larimar sorridente accanto al suo fidanzato, l'ultima foto insieme. E lui a pubblicarla sul suo profilo Instagram insieme ad un messaggio in cui sembra alludere a episodi di bullismo. Nessuna colpa per questa tragedia, scrive, ma almeno spero che chi si sente superiore ad altre ragazzine più deboli abbia capito la gravità delle azioni e delle parole. Il ragazzo, che frequenta il liceo in un altro paese, potrebbe aver condiviso il travaglio sofferto negli ultimi tempi dalla quindicenne trovata impiccata martedì scorso a Piazza Armerina dopo una lite a scuola, alcuni di insulti e chat dal tenore offensivo, e c'è chi parla di video intimi diffusi in rete. Anche lui, insieme agli amici della studentessa, è stato sentito dal procuratore del Tribunale dei Minori, che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio e che al nostro TG ha lanciato un appello. Il mio appello è consistito nel fatto di invitare i giovani a farsi avanti nel caso in cui conoscano qualche particolare che ci possa essere d'aiuto nelle indagini. Mercoledì sarà eseguita l'autopsia. Solo dopo, fa sapere Milena Ruffini, avvocato della famiglia Annaloro, valuteremo se fare denuncia e quale ipotesi di reato ipotizzare. Il legale ha voluto evidenziare alcune lacune sulle ultime ore e sugli ultimi giorni della ragazza. Adesso, dice, chiediamo di rispettare il dolore e la privacy di questa famiglia che da subito non ha creduto all'ipotesi del suicidio.
Adesso un'ANSA è appena arrivata nella nostra redazione, una quindicenne si è lanciata dal quinto piano di un edificio a Palermo precipitando sui tetti di alcuni box auto e di una tettoia che hanno anticipato l'impatto. La ragazza è stata portata in ospedale e le sue condizioni sarebbero gravissime. Cambiamo argomento, si è insediato il nuovo procuratore di Catania Francesco Curcio che subentra a Carmelo Zuccaro. Criminalità, violenza domestica, immigrazione tra le sue priorità. Sentiamo. Vi auguro a tutti buon lavoro, grazie. È il primo giorno di quello che considera l'incarico più importante della sua vita e Francesco Curcio, neoprocuratore di Catania, lo intende svolgere ascoltando e confrontandosi con gli altri per conoscere una città in chiaroscuro. Ricca di fermenti, ricca di forze positive come è stato evidenziato da tutti, ma con ovviamente i problemi che conosciamo tutti, che io devo approfondire e devo conoscere nei prossimi mesi. Nessuno nasce imparato, si dice. Gli ultimi ostacoli al suo trasferimento da Potenza sono stati rimossi dopo che i procuratori aggiunti Francesco Puleio e Sebastiano Ardita hanno ritirato il ricorso che chiedeva la sospensione della sua nomina. Fra le priorità, il neoprocuratore mette al primo posto la criminalità organizzata che veste sempre più i colletti bianchi, le violenze domestiche, l'uso spregiudicato degli strumenti finanziari e i temi dell'immigrazione. Catania è una delle migliori procure d'Europa, non d'Italia, su questo fronte e quindi dobbiamo incrementare questa attività, visto che ci sono delle professionalità che ci invidiano all'estero, insomma. Quindi un cenno anche allo scontro in atto tra magistratura e governo. io ho detto quello che andava detto, cioè che ognuno deve fare quello che gli spetta. A noi ci spetta interpretare le leggi che hanno una loro gerarchia, c'è la Costituzione, ci sono i trattati internazionali, ci sono le leggi dello Stato, ci sono le leggi regionali e noi dobbiamo mettere insieme questo puzzle. Francesco Curcio subentra a Carmelo Zuccaro, che è procuratore generale del distretto. Il Tribunale di Roma decide di non decidere nel caso del trattenimento dei migranti in Albania. Era attesa oggi la decisione, ma i giudici hanno scelto la via della sospensione, invocando il Tribunale dei diritti dell'Unione Europea e rinviando la decisione. Manlio Viola. Si apre un nuovo fronte di scontro fra magistratura e governo sul decreto migranti e sugli accordi con l'Albania. Stavolta però il Tribunale di Roma decide di non decidere e chiama in causa l'UE. La sezione immigrazione ha infatti rimesso il caso alla Corte di Giustizia europea, ma sospendendo contemporaneamente il provvedimento di convalida del trattenimento in attesa del pronunciamento. La decisione riguarda 7 migranti egiziani e bengalesi che ora si trovano all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Allo scadere dei termini di convalida, dunque, i 7 migranti dovranno lasciare quel paese. Dovranno forse tornare in Italia, ma saranno liberi di muoversi. Di fatto si tratta di uno stratagemma per evitare lo scontro diretto con il governo, ma ottenere comunque il rilascio, visto che, scrive la sezione migranti del Tribunale Capitolino, nell'attesa dei tempi della Corte si sospende il presente giudizio di convalida del fermo, restando validi gli effetti del trattenimento provvisorio disposto dall'amministrazione per legge. Insomma, il Tribunale non si pronuncia e i migranti resteranno trattenuti fino alla scadenza dei termini, una scadenza che arriverà comunque sicuramente prima del pronunciamento europeo e dunque dovranno comunque essere rilasciati. A Messina allarme per le risse tra minorenni. Sabato sera in piazza Cairoli, solo per l'intervento tempestivo della polizia, non si è verificato un mega scontro tra giovanissimi. Francesco Triolo. Cresce l'allarme risse a Messina e l'ultimo episodio in ordine di tempo è inquietante ed allarmante. Una mega rissa pronta ad essere scatenata, infatti è stata disinnescata all'ultimo momento nella serata di sabato a piazza Cairoli, cuore della movida messinese, soprattutto dei giovanissimi. Erano una trentina, tra cui tante ragazzine e minori 14 anni che stavano prendendo le misure per scatenare la rissa. Movimenti che non sono passati inosservati e qualcuno ha avvertito subito le forze dell'ordine. L'arrivo di 2 pattuglie delle volanti ha scongiurato che potesse scattare l'aggressione, ma resta altissimo il livello di allerta nella zona. A denunciare l'accaduto è stato l'ex garante per i minori Angelo Costantino, secondo il quale non bastano i presidi delle forze dell'ordine, che in questa e in altre occasioni sono stati efficientissimi, ma bisogna lavorare nelle scuole sulla povertà educativa e sulla
dispersione scolastica. E che la situazione sia complicata lo testimoniano anche i provvedimenti che la questura sta prendendo nei confronti dei giovani, soprattutto dopo le risse documentate anche sui social. Appena 2 giorni fa il questore di Messina Nino Gargano ha mandato un avviso orale a 2 minori di 14 e 16 anni. Il 16enne è ritenuto l'autore di 2 distinte aggressioni con la complicità di coetanei in via 24 maggio e in via 1 settembre, vittime altre minori minacciati e provocati verbalmente e poi colpiti ripetutamente con calci e pugni. La 14enne, a bordo di una vettura del tram, ha aggredito altre 2 ragazze, entrambe maggiorenni, fino all'intervento di un passeggero che riusciva a fermarla. La stessa minore era stata segnalata per un'altra aggressione avvenuta lo scorso ottobre a Villa Dante. E a Catania la polizia ha arrestato un pregiudicato per rapina per altri 2 colpi tentati e porto illegale di armi. A inchiodarlo la videosorveglianza che lo ha ripreso mentre agiva a volto scoperto. Simona Mazzone. Avrebbe costretto sotto minacce di un'arma e terrorizzandoli 2 giovani in un punto vendita automatizzato H24 a consegnargli 30 euro, ma non solo, i precedenti di Salvatore Castiglia, 36 anni, per medesimi reati erano parecchi. La polizia lo ha così arrestato a Catania per rapina aggravata, 2 tentate rapine e porto illegale di armi. Nei suoi confronti la sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della Questura ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura. Non solo è accusato della rapina commessa nei confronti di 2 giovani, ma la procura gli contesta anche 2 tentate rapine. A un turista austriaco ospite di un bed and breakfast del centro storico, non riuscita per la reazione della vittima che si è chiusa dentro la struttura, e a un residente in un'abitazione adiacente all'albergo. A inchiodarlo le registrazioni fornite dai filmati dei sistemi di videosorveglianza in cui si vede proprio Castiglia agire a volto scoperto. A Caltanissette scontro tra maggioranza e opposizione sulla crisi idrica. Oggi il sindaco Walter Tesauro ha indetto una conferenza stampa per chiarire alcuni punti sulla gestione dell'emergenza. Rita Cinardi. A Caltanissetta si accende il dibattito politico sulla crisi idrica. Dopo l'occupazione nei giorni scorsi dell'aula consiliare da parte dell'opposizione, questa mattina il sindaco Walter Tesauro ha indetto una conferenza stampa per chiarire alcuni punti. Innanzitutto il primo cittadino ha ribadito che bisogna evitare di fare populismo e di diffondere fake news, facendo presente che i 12 silos dislocati in vari punti della città sono accessibili a tutti i cittadini nisseni che in caso di emergenza potranno approvvigionarsi semplicemente aprendo i rubinetti già installati. Tesauro, che ha invitato le altre forze politiche alla coesione, ha anticipato che i pozzi individuati dall'amministrazione comunale saranno attivati a breve e quindi, secondo quanto riferito in conferenza stampa, alla chiusura della diga Ancipa le abitazioni di Caltanissetta non rimarranno a secco. Stanno provvedendo ad effettuare alcune riparazioni importanti che permetteranno di poter far defluire l'acqua dei pozzi senza che se ne perda e che può essere utilizzata quantomeno per avere, così come oggi avviene, l'acqua ogni 6 giorni. Attacco alla minoranza consiliare anche da parte del deputato di Forza Italia Michele Mancuso, secondo il quale è un bene che nessuno dei 2 candidati sindaco, Roberto Gambino e Annalisa Petitto, oggi consiglieri comunali di opposizione, abbiano vinto le elezioni perché, a suo dire, non avrebbero saputo fare quanto sta realizzando il sindaco Walter Tesauro per fronteggiare la crisi idrica. Il reperimento dei pozzi che adesso andranno ad alimentare, speriamo, la città di Caltanissetta in sostituzione di Ancipa è stato fatto da ATI e da Caltacqua. Non li ha certamente cercati l'amministrazione comunale di Caltanissetta. Fincantieri Palermo al via i lavori per il traghetto Made in Sicily della regione. Collegherà la Sicilia alle isole minori e darà lavoro ad oltre 2000 persone. Sarà ammarato nel 2026. Marco Gullà. 3, 2, 1, via! È stato dato questa mattina il via ai lavori per il nuovo traghetto di totale proprietà della regione siciliana interamente Made in Sicily che svolgerà il servizio di collegamento con Lampedusa, Linosa e Pantelleria. La nuova unità sarà interamente realizzata nel cantiere navale di Palermo, sarà consegnata nel 2026 e darà lavoro a circa 2000 persone. Oggi è una festa, una giornata importantissima per la Sicilia.
sarà costruito e stiamo iniziando a vedere le fasi di costruzione il primo traghetto Made in Sicily, non soltanto finanziato con i fondi PNRR, e ricordo siamo stati l'unica regione d'Italia ad aver attivato questo tipo di finanziamento, ma perché verrà costruito per intero nello stabilimento siciliano che è la Fincantieri di Palermo. La nuova nave disporrà inoltre di un impianto fotovoltaico che, grazie all'accumulo di energia in un gruppo batterie, garantirà la permanenza in porto a emissioni zero per circa 4 ore. È una giornata particolarmente importante per Palermo, per Fincantieri, per il cantiere di Palermo, perché, come prima accennavo durante l'evento, è il primo cantiere, il primo traghetto che viene realizzato qui, nel cantiere, per la Sicilia, fatto in Sicilia, ed è importante anche perché noi stiamo riportando qui in Italia un qualcosa che oggi, come sapete, viene soprattutto realizzato nei cantieri asiatici. Il traghetto avrà una lunghezza di circa 140 metri e circa 14.500 tonnellate di stazza lorda. Potrà raggiungere i 19 nodi di velocità massima e una capacità di 1.000 persone e 200 automobili a bordo. I contributi a pioggia elargiti ad associazioni legate al deputato regionale Auteria. Buongiorno Sicilia, Mario Barresi e Luisa Sant'Angelo, autori dell'inchiesta sulla Sicilia, hanno raccontato i contorni della vicenda, annunciando nuovi fronti di indagine. Simona Mazzone. Il potere della stampa, quello che abbiamo conosciuto grazie al capolavoro di Orson Welles, è anche quello di scoperchiare il vaso di Pandora, colmo di intrighi e magagne, come hanno fatto i colleghi Barresi e Sant'Angelo, che sul quotidiano La Sicilia si sono occupati di un'inchiesta divenuta di interesse nazionale sui fondi regionali destinati allo spettacolo, elargiti a pioggia ad associazioni riconducibili al deputato Carlo Auteri. Lui, come altri suoi colleghi, avvantaggiati da una corsia preferenziale. Barresi e Sant'Angelo, ospiti a Buongiorno Sicilia, hanno spiegato i contorni dell'inchiesta. Non sempre questi soldi vanno a chi lo merita e comunque restano fuori una pletora di altre associazioni altrettanto meritevoli perché non hanno il deputato amico né di maggioranza né di opposizione. In parole povere funziona così. Il titolare dell'associazione X ha rapporti di parentela o amicizia col deputato Z. Questo, per favorirlo, inserisce, grazie all'uso di tabelle e allegati, un contributo straordinario in un maxi emendamento che può racchiudere altre voci simili e che verrà votato in uno senza sollevare polveroni. Soltanto per lo spettacolo e gli eventi abbiamo stimato in circa 8 milioni di euro. Soltanto per eventi e spettacolo. A questi dobbiamo escludere. A quanti enti più o meno? A un'ottantina, 78. L'inchiesta non si ferma qui. Andremo avanti perché le tabelle appunto non riguardano soltanto lo spettacolo, lo abbiamo scritto, e anche dentro quelle dello spettacolo comunque c'è ancora altro. Adesso la preoccupazione è che questo meccanismo si ripeta sempre col sistema del maxi emendamento anche sul voto della finanziaria regionale. Intanto Auteri annuncia che non si dimetterà dal Parlamento e, se non ci saranno alternative, la sua intenzione è ritornare a Fratelli d'Italia, andrà al gruppo misto, anche se questo vorrà dire trovarsi accanto a Miccichè e Lavardera, con i quali i rapporti ad oggi sono al vetriolo. E adesso una pausa, tra poco lo sport. Bentornati, adesso il calcio e crisi Catania. La sconfitta di Crotone spinge i rossazzurri al centro della classifica. Primo tempo infarcito di errori. A poco vale la reazione nel finale. Marco Carli. Bisogna stare zitti e lavorare tanto, perché se vogliamo essere ambiziosi non puoi fare un primo tempo del genere. In 10 secondi di dichiarazione condensati i motivi dell'arrabbiatura che coinvolge l'intero ambiente, tifosi in testa. Perdere si può, ma non regalando, e il Catania Crotone ha regalato un tempo e 3 gol. Nonostante un buon avvio, i rossazzurri crollano alla prima folata di vento. Basta una corsa in verticale di Silva e un tiro da posizione decentrata per l'1-0. Difesa molle e portiere colpevole. Da quel momento prende avvio la discesa senza freni. Gomez, oggetto del desiderio estivo, porta i suoi sul 2-0 con un tiro angolato. Catania assente, che reagisce solo con il possesso. Per il 3-0 basta un tiro tagliato su punizione di Giron, la palla non viene respinta e Adamonis si fa sorprendere ancora. E pensare che la gara era stata anticipata dalla battuta d'arresto del Benevento e dal pareggio dell'Avellino.
le occasioni perse sono state tante. Poi ripeto, si poteva anche pareggiare, poi alla fine non avremmo rubato niente, però la cosa mi fa incazzare, scusate l'espressione, è il primo tempo. Nella ripresa il Catania mostra di saper quantomeno reagire. Stoppa accorcia con una bella conclusione di destro da dentro l'area su cui D'Alterio non può nulla. Sempre Stoppa batte una punizione tagliata, sfiora Di Gennaro, tocca Giron ma nella propria porta. Poi Montalto ha anche l'occasione del 3-3, ma la reazione alimenta la delusione per l'assurdo avvio dello Scida. Raccolti solo 3 punti in 5 gare, una crisi che sta nei numeri alla vigilia della doppia delicata sfida con Trapani e Avellino. Sorrisi arrivano dalle altre 2 siciliane di Serie C. Il Trapani e il Messina hanno vinto rispettivamente contro Cavese e Giugliano. Vittorie importanti oltre il risultato. Francesco Triolo. Un gol dal peso specifico che va oltre i 3 punti. Facundo Lescano ha scacciato la crisi in casa Trapani con il suo guizzo in pieno recupero che ha consentito a Granata di battere la Cavese e rialzarsi dopo 2 sconfitte consecutive. Una vittoria meritata quella dei ragazzi di Aronica, arrivata solo al fotofinish e dopo un primo tempo complicato in cui un'ottima Cavese li aveva messi in difficoltà. E l'abbraccio liberatorio con cui tutta la squadra, il gol di Lescano ha sommerso il proprio allenatore, è stato il segnale dell'unità del gruppo. Trapani che ha creato tante palle gol ma è mancato a volte di concretezza. Da oggi si pensa al derby col Catania cercando di ripetere la prestazione contro i campani. Sorride anche il Messina che al Franco Scoglia ha battuto il Giugliano, squadra che si presentava in riva allo stretto reduce dalle vittorie di prestigio contro Picerno e Trapani. A decidere il match è stato un rigore conquistato e realizzato da Petrungaro, ma i ragazzi di Giacomo Modica, ancora in silenzio, sono stati bravi ad affrontare la partita con l'atteggiamento giusto, una prestazione di corsa e sacrificio, soffrendo nel finale, sprecando più volte il raddoppio. È la seconda vittoria stagionale per i giallorossi che dà al gruppo maggiore autostima per affrontare la lotta per non retrocedere. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.